Amici, era da tanto tempo che non ci si vedeva. Siamo qui per questa nuova destinazione, Nizza. Buongiorno, presentatore. No, chi ti ha detto di parlare? Scusi. Chi ti ha detto? Qui comando io. Vero. Purtroppo, come avete notato già dalla voce, da questo trombone qua dietro, il cameraman non allora, è... tipo, che se no... Se no il quadro non esce bene. Più vicino sono e più bello sono. Se no il quadro non esce bene. Lasciamo stare. Come avete notato, il cameraman purtroppo dopo 2 anni non è cambiato. Ma perché io faccio buon lavoro, per questo. Tu fai un lavoro proprio, guarda, è meglio che non dica niente. Comunque, allora, vogliamo parlare un po' perché la gente non se ne frega niente. Ti lascio parlare, vai. Fammi parlare, fammi presentare siamo la capitale, siamo nella capitale francese. Ma Nizza. inizi con le stronzate? Nizza, la capitale francese? Perché, scusami, cos'è la capitale francese? Parigi. Esatto, Parigi. Però la capitale del sud che cos'è? Ah, perché Nizza è la capitale del sud? Certo, la capitale della Costa Azzurra, Nizza. Ma vedi che non capisci niente. Allora, adesso noi vi porteremo nella cattedrale, la cattedrale di Nizza. Vogliamo avanzare un po'? Avanziamo. Dopo diamo qualche informazione anche sulla città. Tu ti sei proprio informato allora? Turisti ho capito. Sulla destra? Turisti sulla destra? Vuoi andare un po' a parlare in tedesco con loro? Hello girl. Comunque, eccoci qua. Allora, praticamente noi ci troviamo qua. Aspetta, fai passare il turista. Praticamente filmo un po' la cattedrale stile barocco. Bravo presentatore, ma tu barocco, hai fatto progressi? Sì, questo è stile, vedi, stile molto barocco. Molto barocco. Possiamo dare altre informazioni anche, per esempio, possiamo dire che Nizza è una città di... Nizza, 350.000 abitanti. 350.000 abitanti, bravo. Meno male che ci sono io, circa, non è che uno... All'incirca, sì. E c'ha un... 72 km quadri. Di superficie, bravo, ecco. Vedo che un po' sei migliorato, bravo. Vedi? Comunque. Poi una cosa importante, a Nizza fa molto caldo. Nizza proprio è proprio, infatti, come vedete io mi sono munito di giacca. No, ma come questa non l'hai messa perché la puoi togliere qua quando fa caldo, voglio dire. Quella è per proteggermi dal sole qua. Mi sono munito di ombrello, vedete? Perché qua proprio ma qua c'è un sole non piove qua. L'ombrello, perché l'ombrello, voglio dire? Non hai mai visto i giapponesi che si proteggono dal sole con l'ombrello? E tu per questo l'hai preso? Tac. Facciamo una camminata verso Sì, ma questa è la cattedrale, l'hai già detto comunque, sì, vogliamo andare dentro. Il sole come picchia? Senti il sole come picchia? Il sole picchia, fa bello però. Sì, vabbè, fa bello, però tu dovresti mettere una giacchina perché qua prendi le ritrema solare. Comunque, ecco, qui siamo nel vecchio... Questo è il vecchio Nizza. Ma questo nome, Nizza... Ti devo spiegare pure il nome? Magari, non lo so, io almeno... Allora, ti spiego il nome. Dimmi, allora. Nizza, che in francese Nice, deriva da nice. Come in inglese? Nice, che significa in inglese? Nice, non lo so, io non ho nozioni di inglese. Nice, bello in inglese, no? Ma tu sempre a dire stronzate qua, allora Nizza viene dal greco Nike, che significa la vittoria, perché quando la città è stata conquistata dai torinesi è stata una vittoria, allora Nike, che significa dopo Nizza, Nice in francese. Non avevo capito. Tu sembrava di... Comunque mi è piaciuto questo paragone. Nice, bello. Guarda, inquadra invece di inquadra. Ma non il culo del signore. Scusa. Inquadra, vedi, le stradine dove? I motorini che passano con il casco, vedi qua con il casco. Vediamo, queste stradine, vedi, piccole, vedi? Dove mi stai portando? Nei quartieri spagnoli, qua vedi? A Napoli, dove eravamo stati 2 anni fa. Vedi, in queste stradine. La plaza qua, sì. Vedi, i negozianti sono le 9, aprono solo adesso, perché ovviamente qua sta tutto molto più tardi, siamo in una città del sud. Bonjour. E quindi praticamente così qua. E qua dove mi sta portando? C'è una lavanderia, qua c'è uno psicologo. Ci stanno. No, qua il psicologo non ci sta. Sì, c'era un psicologo. C'era un psicologo. Amico tuo? No, amico tuo. Bonjour. Eccoci qua ci troviamo nelle... Venite. Ho notato qualche nozione di francese pure. Certo, io parlo un sacco di lingue, 5-6 lingue. Sei proprio...
Che faccio? Mamma mia, qua c'era... E qui poi si va in direzione mare, poi Direzione faremo un mare. collegamento questo pomeriggio, quando sarà uscito veramente il sole che farà molto caldo, faremo un collegamento dal mare. Più tardi allora, dal mare. Capito? Vai a fare il bagno? Sì, un piccolo bagnetto, vedi aprono adesso i negozi. Ecco, aprono adesso, ecco. Questo è Nizza. Questo è Nizza. Ah, poi volevo far vedere, ho portato un po' di gente da Napoli per l'ultima. Per lavorare? Sì, ho fatto lavorare un po' di gente, ho trasferito il mercato di Forcella, l'ho messo qua sul lungomare. Amici tuoi allora hanno allestito questo... Ma gestisci tu qua allora? Certo, tutti i ristoranti, cose. C'è un fitness e qui c'è tutto il mercato. Qua si può parlare proprio in napoletano qua? È tutto in napoletano. Ah, tutti in napoletani. Se parli in italiano qua non ti capiscono, neanche in francese ti capiscono. Ho capito. Quindi c'è proprio tutto Il mercato, bello questo mercato comunque. Fatto tutto un po', vedi? Fatto come? Tutto fatto, vedi? Tutto chiesa barocca, vedi? Tutto barocco. Tutto barocco qua Tutto proprio. barocco, tutto Bravo barocco. presentatore, bravo. Perché qua praticamente erano i torinesi che erano venuti qua per i torinesi. E torinesi, per questo c'era stato di Loro, Garibaldi. Viva Garibaldi? Garibaldi. Com'era Garibaldi? Non ne parliamo. Vedi, questo adesso si è trasformato tutto in una mini forcella, vedi? Una mini forcella. Sì, però c'è solo roba da mangiare qua, non ci stanno prodotti. C'è tutto, poi magliette false, tutto. Hai proprio portato tutto? Sì, tutto ho portato. Vedi? Per non sentire Io quando viaggio mi porto sempre tutto appresso, per non sentire la nostalgia, capito? Ho capito. Eccoci qua, adesso io metto un po' d'ombrello perché questo sole picchia troppo. No dai, non fare stronzate, non è che apri tu l'ombrella qua. Eccoci qua, perfetto, adesso possiamo... Ecco, Poi questo pomeriggio andremo... Mi sa che è guasto comunque il tuo ombrello. No, l'ombrello proprio di ultima generazione. Comprata a Forcella pure l'ombrello? No, è ultima generazione, qua siamo in un'altra casa. Comunque, col sole che picchia forte possiamo chiudere? Possiamo chiudere? Sì. Adesso poi andremo al mare, Più tardi. Arrivederci amici, a dopo. Arrivederci.